Eccoci pronti per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi parleremo di fit walking con Mauro Pirino. Il fit walking che cos'è? Corsa? No. Trekking? Forse. Lo scopriamo tra pochissimo. Restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci amici, eccoci con Mauro Pirino, benvenuto Mauro, grazie di essere qui con noi. Che dire, io parto subito con la domanda delle domande, Mauro. Che cos'è il fit walking? Il fit walking, bene, cercherò di essere breve e conciso. Breve e circonciso, no, conciso. L'arte del camminare. Il fit walking è l'arte del camminare, ovvero camminare in maniera corretta, camminare bene, anche camminare per la salute. In realtà fit vuol dire forma in inglese, sì. Walking vuol dire camminare, quindi camminare per la forma, per stare bene, per la salute, eccetera, eccetera. E ci sono dei metodi che poi magari vediamo, ci spieghi sì. qualcosina. Sì. Tra l'altro è una disciplina tutta italiana? È una disciplina tutta italiana, è una disciplina che nasce nel 2000 da due italianissimi che sono i gemelli Maurizio e Giorgio da Milano, olimpionici della marcia atletica, la disciplina che fa parte delle attività dell'atletica leggera e nasce proprio come idea di due grandi campioni che inventarono questo progetto per permettere a tutti di camminare portando loro quelle che sono le informazioni che arrivavano dallo sport di alto livello, quindi conoscenze dallo sport di alto livello. Abbiamo una foto forse, vero? Qualcosa di... Eccoli, sì, sono loro. Eccoli qua, quindi ai tempi, quindi insomma una foto in bianco e nero, no, questi sono i successi, sì. Mentre il fit walking che età come attività? Ma il fit walking nasce esattamente nel 2000, dopo che si decise appunto di portare una ventina d'anni, dopo che appunto si decise di portare a tutti queste conoscenze per far camminare tutti bene. Io dico sempre, mi piace dire questa cosa, i marciatori sono i più grandi esperti del camminare, perché l'hanno fatto per anni, è una cosa che annosa, che si fa da sempre come disciplina sportiva e disciplina olimpica. E cosa meglio di andare a utilizzare queste conoscenze, questa scienza del movimento e dello sport per portarla a chi ha bisogno di... Mi dicevi prima della diretta che comunque quando da Milano hanno inventato, comunque creato questo sport, non è che l'hanno iniziato così in modo goliardico, c'era dietro una struttura anche di
medici se non sbaglio, Sì, insomma sì. è partito in un modo già professionale, si può dire così. Una struttura di medici, di fisiologi dello sport. Ricordo il grande Enrico Arcelli che ci ha lasciato pochi anni fa, un fisiologo dello sport importantissimo, credo conoscano un po' tutti coloro che fanno sport di un certo livello e soprattutto chi fa atletica. E nacque appunto sulla base di uno studio e di tutta una serie di lavori che si erano fatti, così che in realtà il fit walking ha delle basi molto scientifiche, molto importanti, e andiamo a insegnare un qualcosa che ha dei fondamenti e dei concetti molto molto importanti e concreti. Bene, bene, bene. E quindi una domanda così che mi viene in mente: le differenze dal trekking, quelle che tutti magari conoscono più come trekking, che lo vedono in una camminata come all'aria aperta, non lo so, però non è trekking, perché c'è una serie di cose da fare forse nel fit walking, è più... Beh, sì. No? È più, sì, diciamo, scientifico, è più... La differenza è sostanziale, dico io, perché sebbene ci siano tanti punti in comune, le due cose siano abbastanza trasversali, perché fit walking è proprio l'arte del camminare, sono tutta quella serie di concetti motori e biomeccanici che aiutano la persona a eseguire il gesto nel miglior modo possibile. Facendo fit walking e utilizzando le basi del buon camminare posso fare anche del trekking, però posso fare del trekking anche con delle basi un pochettino più interessanti e più concrete per quello che riguarda nello specifico il gesto. Quindi diciamo che il fit walker ha degli elementi importanti da poter utilizzare anche nel fare delle uscite in natura, delle escursioni. Certo, certo, quindi parliamo subito dei benefici, cioè tu poi ne parleremo, hai una scuola, sei istruttore, l'abbiamo detto, i benefici che o ti richiedono, che comunque tu consigli insomma ai tuoi allievi, quindi io mi iscrivo a un corso, imparo e poi vengo a fare i vari eventi che organizzate, per un problema di sovrappeso, spiegaci un po', spiegaci un po'. Quello è uno dei tanti. Mi piace distinguere i benefici su due piani, quello strutturale lo chiamo io, che è la carrozzeria e quindi riguarda il corpo nella sua parte strutturale, appunto ossa, muscoli e quant'altro, quindi benefici nel miglioramento della postura, nel miglioramento di quella che è l'esecuzione del gesto. Tra l'altro io dico anche funzionale, perché camminare è la cosa che facciamo tutti, dovremmo saper fare tutti, ma in realtà non è così. Quindi funzionale inteso come utilizzare questi elementi poi nella vita reale e normale. Sul piano che io chiamo organico, il motore, quindi i benefici sono molteplici. Andando a toccare quello che è l'aspetto cardiovascolare, perché andiamo a migliorare tutto il sistema e quindi livellare quelli che sono i valori ematici, i valori anche pressori, ed essendo un'attività ad alto consumo energetico, ad alto consumo calorico, il dimagrimento è quasi una conseguenza logica. È vero che per ottenere dei risultati, per poter dimagrire, tanto bisogna andare sui due classici binari. I soliti due binari, uno sarà il fit walking, l'altro magari una cosa che si fa da seduti solitamente. Da seduti e con la forchetta. Ecco. E avere una certa costanza, perché se è vero che l'attività è altamente utile su quel piano, sul piano del dimagrimento, perché il consumo calorico è molto elevato, perché si utilizzano 90%, forse 100% dei muscoli, ma è chiaro che non posso pretendere di ottenere dei risultati lavorando una volta al mese. Beh, certo, assolutamente. Quindi, no. Assolutamente no. Io suggerisco, ed è mia opinione, che il lavoro debba avvenire almeno le 3 volte a settimana. 3 volte a settimana, come insomma si sente sempre in giro dire no, l'attività fisica 3 volte a settimana. Però adesso ti voglio fare una domanda, ma ecco, stimolare la nostra testa a
uscire 3 volte alla settimana in modo costante, magari anche quando non c'è bel tempo perché si fa all'aperto sostanzialmente. Tu cosa consigli? 2 cose base, insomma. 2 cose base. Una in modo particolare è quella di porsi degli obiettivi chiari e lucidi. Quindi io devo dimagrire 10 kg oppure io devo... Obiettivi concreti. Obiettivi concreti. E questi obiettivi vanno monitorati e cercati di raggiungere a step, a modo da non creare dei traguardi che siano estremamente lontani e questo porti a perdere di motivazione. Questo, a mio modo di vedere, è fondamentale, l'obiettivo. La seconda che mi hai chiesto, direi l'istruttore, quindi la persona di riferimento. Così mi allaccio anche a un'altra cosa, la persona di riferimento che dovrebbe essere un leader, una guida, una persona che ti dà questi obiettivi e ti aiuta a raggiungerli. Ed è proprio lì mi sa la differenza, avere una persona come te o come i tuoi colleghi, i tuoi, diciamo, sottoposti, perché tu sei istruttore regionale, no? Faccio, insomma, sono responsabile regionale. È molto importante avere una figura che ti segue, che ti stimola. Insomma, io ricordo quando facevo gli allenamenti, non sembra, ma a calcio, a pallone, l'allenatore, il preparatore atletico, quando erano lì a stimolarti anche psicologicamente, oltre che con gli allenamenti, è una figura veramente importante. Senti, per inizi, dimmi. Sì, la cosa che volevo dire è che è fondamentale nel fit walking, esiste una rete, tra l'altro anche dove uno può andare a vederla sul sito nazionale fitwalking.it, una rete di istruttori che sono istruttori abilitati e certificati e quindi questo ci tengo a sottolinearlo perché, come stiamo avendo modo di capire, è una disciplina che nella sua semplicità invece ha del complesso, ma è anche corretto e anche giusto che a insegnarla siano delle persone competenti. Ecco che esistono degli istruttori abilitati e certificati ed è chiaro che la cosa migliore sarebbe rivolgersi a loro per praticare questa disciplina. Senti, abbiamo parlato di che cos'è, abbiamo parlato delle motivazioni, di come prendere le motivazioni per andare in salute e stare bene con il proprio fisico. È un'attività per tutti? È un'attività per tutti e alla portata di tutti, quindi non esistono limitazioni di alcun tipo. Benissimo, e a livello di attrezzature e abbigliamento si può partire anche con una poca spesa? Basta una tuta e un paio di scarpe sportive, possibilmente da running, ma poi strada facendo, come diciamo, ci si adatta anche a quello, però quello che basta è veramente molto poco. Bene, bene, perfetto. Allora, abbiamo già individuato e capito questa nuova disciplina, oddio, già è 20 anni che c'è, ma magari nuova per me che la sto conoscendo oggi grazie a te. Senti, andiamo a vedere 2 eventi del fine settimana, iniziamo a vedere che cosa c'è. Tu ci vai ogni tanto a feste, sagre, ci vai camminando? Sì, camminando, certo, rigorosamente, qualsiasi posto della Sardegna camminando, parti da Sassari. Ok, allora andiamo a vedere, questa fine settimana c'è una fiera molto importante proprio qui a Sassari che è Promo Autunno, è arrivato il weekend della fiera annuale di Promo Autunno, dall'11 al 13 ottobre a Sassari, insomma si incontrano le attività commerciali con un fitto programma anche di spettacoli e intrattenimenti. Colgo l'occasione per ricordare che anche Corte Santa Maria sarà a Promo Autunno con uno stand nello spazio Gold, quindi potrete andare e visitare anche lo stand di Corte Santa Maria. Per tutte le altre informazioni c'è il sito internet di Promo Autunno che è promoutunno.it, lì trovate programmi, trovate tutto quello per sapere, insomma, andare a visitare questa grande fiera del Nord Sardegna. Poi ci spostiamo di poco, andiamo a Chiaramonti perché torna un appuntamento con gli abiti tradizionali di Sardegna. Mauro, ti piacciono sicuramente gli abiti tradizionali? Come per tanti sardi. La storia e la cultura dell'isola, quindi a Chiaramonti torna Costumes e Costumanzias ed è la sfilata tradizionale degli abiti tradizionali di Sardegna il 13 ottobre, però in questi 2 giorni ricordiamo sempre che c'è 2 giorni di eventi e di spettacoli e invitiamo appunto ad andare a vedere sulla pagina della Proloco di Chiaramonti il programma, ok? Quindi abbiamo visto 2 eventini così per partire. Adesso però ti faccio vedere la nostra nuova rubrichetta, la rubrichetta Più sani e più belli di Pelle Hermosa. Oggi parliamo di acne giovanile, è stato un tuo problema, no?
Non lo è stato. Fortunatamente, per i meno sfortunati. Allora, acne giovanile, mandiamo alla nostra rubrica Più sani, più belli con Francesca Sale. Uno dei problemi che affligge la gioventù, soprattutto dai 15 anni, diciamo nella fase della crescita, sicuramente è l'acne, quindi la pelle impura, la pelle a tendenza acneica, il viso lucido, oppure nelle spalle. Ci sono molti ragazzi che hanno questo problema, che si può risolvere o comunque attenuare utilizzando dei prodotti specifici, sicuramente dei prodotti naturali, dei prodotti che hanno degli ingredienti che normalizzano il sebo e quindi normalizzano la pelle. Pellermosa propone 2 prodotti fondamentali che sono il detergente viso purificante Detox e il gel purificante viso. Questi prodotti vengono utilizzati insieme. Prima il detergente viso purificante, che è un prodotto formulato per pelli grasse o impure, deterge la pelle e può essere utilizzato anche da persone che non hanno la pelle eccessivamente grassa ma che vogliono detergere il loro viso con un prodotto naturale. In abbinamento il gel purificante viso è un prodotto con propolo e limone, entrambi contengono Elderal, il nostro principio attivo. Il gel purificante va applicato direttamente sul brufolo o sulla parte comunque più grassa, aiuta a purificare le purità e a ripristinare il normale livello cutaneo. Ok, problemi dell'acne giovanile, grazie a Francesca Sale. Ricordo, per qualsiasi informazione il sito è www.pellermosa.com. Se trovate un numero di telefono sul sito, è quello di Francesca, chiamate, vi risponde lei per qualsiasi problema Pellermosa. Mauro, torniamo a noi, senti, spiegaci un po' come imposti un pochino un corso anche a un neofita. Sì. Innanzitutto sono neofite professionisti tutte e due? Sono tutti neofiti, il corso di avviamento è proprio per i neofiti. Sì. E quindi qualche consiglio, come introduci il corso? Spiegaci un po'. Tanto è un corso certificato che ha un suo cammino, anche qui mi piace dire, una sua struttura, un suo seguito. Sostanzialmente lavoriamo su una prima parte molto tecnica, che ci insegna l'utilizzo del piede, che è fondamentale. Facciamo tanti lavori utili a migliorare appunto l'utilizzo e la meccanica del piede, e a seguire l'utilizzo delle articolazioni, delle ginocchia, del bacino e delle pelvi, in quello che io amo definire il passo pelvico, che è fondamentale perché sono anche un po' questo che vediamo, questo ondeggiare, il passo pelvico. Sì, questo utilizzo delle anche sbloccate che ci aiutano anche a trovare più scioltezza questo è molto simile alla marcia, camminare. Questo passo forse un pochino è uno dei punti in comune, anche se non è estremamente esagerato, ma amo dire una cosa, questo ci tengo tanto a dirlo, che non è una caratteristica ma è semplicemente un elemento di biomeccanica, ovvero nel momento che io inizio a camminare veloce, perché per ottenere dei risultati sul piano organico l'ideale sarebbe camminare almeno a 6 km/h, da 6 km/h in su. Tengo a precisare, e lo metto tra parentesi, che persone che fanno attività con noi sono anche in grado di andare a 9 km/h, qualcuno forse anche qualcosina in più. E l'utilizzo della meccanica del bacino a certe velocità è fondamentale, perché senza l'utilizzo appunto delle pelvi, oltre una certa velocità si tende a correre o a accorciare tanto il passo, e quindi non avere un gesto ottimale, non avere un gesto corretto e rischiare anche di avere delle difficoltà. Quindi 6 km/h si può definire una camminata veloce, cioè stiamo in una camminata veloce che non è corsa e non è una 6 km/h diciamo che è la base di un buon camminatore, di un buon fit walker, e da lì in poi si può solo andare a crescere, chiaramente con una buona tecnica, e non basta, una buona tecnica e un piano di allenamenti che ci dia la possibilità di sviluppare anche
miglioramenti e risposte sul piano organico. E per proseguire, un altro elemento fondamentale del corso è l'utilizzo del busto, del collo, delle spalle, ma soprattutto delle braccia, ecco. Perché in uno dei miei libretti scrivo che, e questo lo scrivo spesso quando scrivo, parlo di fit walking, che si cammina con le mani e non con i piedi. In realtà vuol dire che un buon utilizzo delle braccia ci aiuta veramente a fare la differenza, a cambiare e ad avere un camminare molto più efficace. Perfetto. Bene Mauro, ci fermiamo solo un attimo per 2 spot pubblicitari, poi torniamo qui perché dobbiamo parlare della tua scuola, di eventi, perché anche voi ne organizzate e di importantissimi, quindi 2 minutini e siamo ancora qui. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci con Mauro Pirino, fit walking, istruttore di fit walking, ma non fai l'istruttore così, lo fai con una scuola che l'hai creata tu la scuola? L'ho creata io, sì. È un tuo frutto? È un mio frutto, tuo bambina, sì. Quando è nata? Spiegaci un po'. Innanzitutto come si chiama? Scuola Sarda si chiama del Scuola Cammino. Sarda del Cammino. Ok. Ed è nata intorno al 2010 col concetto e la filosofia del camminare. Io amo chiamarlo il buon camminare. Sì. Nel corso degli anni ho insegnato anche altre discipline come il Nordic Walking, che di tanto in tanto pratichiamo ancora, e la camminata con i bastoncini nordici. E la scuola del cammino la scuola Sarda del Cammino nasce appunto con la filosofia di camminare, ma aprendo questo cammino a tutto ciò che è possibile raggiungere. Infatti lo vedo dal nome, non hai messo fit walking nel nome, ma appunto scuola del cammino, insomma, più in modo generale. Intendo dire che il cammino, a mio modo di vedere, e nella mia filosofia e la filosofia della scuola, è configurabile ed è trasversale a tantissime altre cose. Possiamo agganciare l'ambito della salute come quello del turismo, possiamo agganciare tutti gli ambiti che vogliamo, perché è veramente un mondo incredibile, soprattutto l'idea che un turista possa andare alla conquista del territorio senza la vettura ma col proprio corpo, quindi vivere l'ambiente, il territorio, i profumi, i colori, è ben diverso da viverlo con un mezzo a motore, e quindi questo camminare, tra l'altro, se ben fatto, ci consente e ci concede di fare tante
tante belle cose in tante assolutamente sì. In tanti settori. Dove vi trovate per i corsi? Dove li tieni? Spiegaci un po' anche, non so, a breve ci sarà un corso di avviamento, per esempio, come ci hai detto prima. Nel mese di novembre ci sarà un corso di avviamento, l'attività la svolgiamo allo Stadio dei Pini, Sassari. Al momento attuale tutti i martedì e tutti i giovedì sera, alle 19 della sera. Quanto dura un corso più o meno? Ecco, la differenza è questa: il corso di avviamento è una cosa, quello partirà a novembre, darò l'informazione, ancora non ci sono orari perché è in via di organizzazione, mentre l'attività che si svolge attualmente tutti i martedì e giovedì è un corso continuativo, ovvero per persone che hanno già acquisito il gesto. Si svolge tutto l'anno, partecipiamo anche a tantissimi eventi, il 20 di ottobre per esempio saremo a Roma, per la Roma Urs Mundi, che è un fit walking di 15 km che si svolgerà tra il Colosseo Fori Imperiali, quindi al centro di Roma. Sì. Bellissimo. Beh, ma hai parlato di questo evento di Roma, ma ne organizzi uno importantissimo tu a fine ottobre, eh? Sì. Ce lo stiamo dimenticando, no? 27 ottobre, 27, che è una domenica, giusto? Abbiamo anche un cartello, regia. Sì, eccolo qua. Porto Torres, Fit Walking per la Vita, è la 6ª edizione, è un evento che organizziamo insieme 3 entità, la Liru Eventi di Lidia Russu, che si occupa dell'organizzazione di eventi, l'MSP Italia, che è un ente di promozione, e la Scuola Sarda del Cammino. È un evento che vuole vedere tante persone camminare. Ecco qua vediamo delle immagini dell'edizione passata di 2 anni fa più o meno, ma la location è sempre quella, è Balai, fantastico. Sì, Balai. Lo scorso anno abbiamo avuto 1500 camminatori, ci piace l'idea di coinvolgere soprattutto le persone. Si fa di tutto, non solo camminare, qua si balla. Questo è il riscaldamento. Ah, il riscaldamento, è giusto. Sì, ci piace coinvolgere soprattutto le persone meno fortunate e infatti saranno della partita insieme a noi ad abbracciare questo progetto più di 20 associazioni umanitarie. Benissimo. Che ci daranno una mano nel divulgare l'evento, nell'aiutarci a far conoscere l'evento e a far partecipare tantissimi camminatori. E queste associazioni saranno presenti il giorno in un villaggio dove si potranno conoscere le associazioni umanitarie, le si potrà eventualmente aiutare chi lo volesse. Sì, un evento che insomma, sport, benessere e solidarietà. E divertimento. E divertimento, ricordiamoci divertimento, poi in un posto fantastico. Sì. Il ritrovo è, adesso diamo, io qui, ecco qua. Il ritrovo è a Balai, eccola qua. Attraverso il nostro sito c'è già questa locandina in giro, sì. Dove la troviamo anche nei bar in giro? Beh sì, la troviamo in giro nei bar, nelle palestre, un po' dappertutto. Il programma si parte da Balai, il ritrovo è lì? Alle 9 la mattina, il ritrovo è lì. È consigliabile iscriversi prima perché c'è un bellissimo pacco gara che comprende una maglietta dell'evento e tanti gadget. Nel nostro sito www.scolasarda.com si trova, e anche sulla pagina Facebook della Scuola Sarda del Cammino si trovano tutti i punti di iscrizione, che sono le numerose associazioni con le quali collaboriamo. Da tenere presente che nella quota di iscrizione che riconosce il pacco gara, il 50%, quindi la metà di questa quota di iscrizione, va tutta alle associazioni umanitarie. Quindi dirlo, camminiamo e aiutiamo. E aiutiamo, benissimo. Qua vedo le immagini, 1500 l'anno scorso, si punta ai 2000. Ai 2000. Quest'anno vi aiutiamo anche noi, quindi seguite sulla pagina Facebook di Sardinian Life e seguiremo e promuoveremo questo grande evento. Complimenti veramente Mauro. Bene. Senti, hai parlato un pochino prima di turismo, io volevo farti vedere un contributo che ci ha mandato Sardegna Dies, ed è l'intervista a Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna. C'è stato un convegno a Portocervo sul turismo, vediamo di fare cose concrete, sempre questo turismo. Vediamo l'intervista di Sardegna Dies e poi ti volevo coinvolgere su questo aspetto. Vai. Abbiamo organizzato oggi questo evento
abbiamo invitato le altre organizzazioni datoriali, sindacati, professionisti e abbiamo invitato ovviamente la Regione Sardegna che da subito ha dato il suo assenso a questa iniziativa. L'iniziativa voleva evidenziare che il turismo deve diventare un'industria del turismo, perché il turismo porta presso altri settori come la manifattura, come i servizi e la cultura, che interconnessi tra loro devono creare maggior valore in termini di produttività, in quanto il turismo oggi porta a un PIL del 7% e invece dovrebbe diventare, secondo noi, almeno arrivare a un 15-20% così come altre regioni italiane. Abbiamo delle bellezze naturali, abbiamo sia sulle coste sia sull'entroterra che debbano essere sfruttate, ma per far questo ci vogliono dei programmi seri, ci vogliono dei programmi condivisi, ci vogliono dei programmi che devono essere a lunga gittata, essere portati a compimento. E oggi gli assessori presenti hanno confermato che quello che abbiamo detto e quello che abbiamo scritto in una position paper sui vari argomenti sono l'indirizzo giusto e sono le problematiche e le soluzioni giuste per far sì che il turismo appunto diventi una vera fonte di ricchezza e di sviluppo, anche e soprattutto occupazionale, della Sardegna. Ok, confidiamo sempre in nuove politiche, in nuovi progetti per il turismo che è trainante in Sardegna. Tu cosa ne pensi, Mauro, visto che un po' si collega a quello che fai, non solo un po'? Io dico che si collega tanto, perché oggi il turismo attivo è un qualcosa che muove veramente tanto, quindi cosa di meglio che fare una vacanza, ma nel tempo stesso, oggi che si parla tanto di fitness, di wellness e di benessere, poter vedere dei bei posti, passare delle belle vacanze, relax e perché no anche sport. Il mondo del camminare, come dicevo prima, può essere di sicuro un qualcosa di molto importante. Importante, sì, e poi siamo in Sardegna, ragazzi, sono delle bellezze incredibili, come le bellezze degli altri eventi che ti volevo coinvolgere. Altri 3 ne abbiamo selezionati per questo weekend. Partiamo da Villa Sor, c'è la festa di Santa Vitalia, è proprio la compatrona di questo paese di Villa Sor, quindi un programma tra civile e religioso. Dal 5 è già partito, dal 5 si conclude il 15 ottobre, quindi una festa prolungata per Villa Sor. E ricordo, c'è un evento Facebook, si chiama Santa Vitalia 2019 per le informazioni e programma. Da Santa Vitalia andiamo a Cagliari, perché c'è il festival Tutte Storie, molto, molto interessante, quindi è un festival che rinnova l'appuntamento, bambini, ragazzi ma anche per adulti, con tanti ospiti, laboratori e spettacoli. Eccolo qua, dal 10 al 13 ottobre a Cagliari. Per sapere location o tutte le informazioni c'è una pagina Facebook che si chiama Festival Tutte Storie della letteratura per ragazzi, quindi segnatevi queste parole, lo trovate subito. E infine rimaniamo ancora a Cagliari, qua è una cosa che mi sta un po' a cuore, perché è premio Andrea Parodi, Mari. Insomma, Andrea Parodi sempre nei nostri pensieri e cuori. È un premio importantissimo, eccolo qui, è per la prima volta al Teatro del Conservatorio, è arrivato alla 12ª edizione. È dal 10 al 12 ottobre ed è l'unico contest italiano di world music, quindi con dei finalisti che provengono da tutto il mondo. Se andate sulla pagina della Fondazione Andrea Parodi vedrete i video, gli spot di questo evento, e nello spot ci sono anche tutti gli artisti che parteciperanno e dei nomi italiani anche molto importanti. Quindi a Cagliari, altro grande appuntamento. Bene, Mauro, tu non so se vedrai qualche evento di questi o sei impegnato questo weekend? Siamo spesso impegnati nel weekend, certo, insomma l'attività. Il 20 saremo a Roma, come dicevo. Come dicevi prima, e tutto. Questo weekend facciamo un'uscita, una camminata in natura, saremo sul Monte Timidone. Ah, dove? Alghero. Come si fa? È uno dei tuoi allievi, insomma. Sì, è un'uscita
chiamiamola più passeggiata, perché niente di impegnativo e di estremamente sportivo, una passeggiata sul Monte Timidone, con chi vuole, è aperta a tutti, anche questo evento si trova sulla pagina. Non fate i timidi per andare sul Monte Timidone, chiamate Mauro, ecco, bella battuta, grazie, grazie. L'ho fatta io, ti do la mano a te. Comunque, ricordiamo, siamo in chiusura, allora, tutti gli indirizzi, allora, per trovarlo, partiamo, i corsi. Il sito è quello di Scuola Sarda del Cammino? Scuola Sarda del Cammino, la pagina Facebook Scuola Sarda del Cammino, il gruppo Facebook Scuola Sarda del Cammino e il gruppo Fitwalking Sardegna. Perfetto, quindi lì trovate tutte le informazioni, io l'ho già visitato il vostro sito, sono tutte dettagliate, programmi, news, e quindi si capisce molto bene di che cosa si sta parlando. Grazie per il carrello in chiusura, va benissimo, ma noi abbiamo potenti microfoni ma non si sente niente. Poi ricordiamo un'altra cosa, l'evento, allora lo ricordiamo, data e tutto, Fitwalking per la vita? 27 aprile, Porto Torres, ore 9, iscrizioni attraverso le associazioni umanitarie che si possono cercare nel sito, sono tantissime, quindi non c'è nessuna scusa. Al termine ci sarà la possibilità di trattenersi per un pranzo al Tropical organizzato sul mare, lì il Tropical, Garibaldi, conosco, bellissimo. Quindi. Fantastico, quindi ricordiamolo, c'è l'evento su Facebook con tutte queste informazioni, si chiama Fitwalking per la vita, andate a trovarlo, ok? Sì. Senti Mauro, grazie mille per essere stato qui con noi siamo proprio alla fine, la nostra mezz'ora si è sgretolata. Grazie ancora per averci portato in questo mondo del Fitwalking, grazie veramente. Grazie a te. Io vi ricordo, allora ringrazio innanzitutto Cesare Donati alla regia, Chico Pio alle telecamere, vi ricordo che saremo qui ancora giovedì prossimo, ma per vedere le nostre puntate, il sito, per vederle il nostro di Sardinia Life è www.sardinialife.it, per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardinialife.it. Ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.